Io mi devo complimentare invece con l'iniziativa del centro studi per avere promosso e seguito, diciamo, questo input di riorganizzazione sia fisica, logistica dell'archivio, sia proprio logica e strutturale delle carte, perché questa vostra iniziativa in realtà costituisce quasi un unicum nel panorama delle associazioni di tipo storico, cioè di studi storici e diciamo istituzioni similari a questa sul territorio piemontese. Da una veloce indagine che ho fatto in ufficio, infatti ci risulta che in Piemonte solo altre 3 realtà simili alla vostra abbiano proceduto ad una inventariazione del proprio archivio. Si tratta anche di istituzioni abbastanza antiche, risalenti, quindi l'ottica era un po' quella della riorganizzazione di quello che viene considerato da noi archivisti l'archivio storico. E mentre nelle altre istituzioni, sia diciamo i canonici istituti culturali, la rete degli istituti storici per la Resistenza, ed altri soggetti di questo tipo, i lavori di riordino che sono stati fatti finora, in realtà sono stati fatti praticamente esclusivamente sui fondi archivistici da loro detenuti in quanto prodotti da altri soggetti, quindi quelli che prima hai citato come archivi aggregati, no? E mai sul proprio archivio, cioè l'archivio dell'associazione. Quindi questa iniziativa è molto particolare ed è molto importante proprio anche perché sottolinea la consapevolezza sul proprio ruolo che ogni associazione dovrebbe avere. E poi un'altra cosa molto importante è stata questa, cioè che il lavoro archivistico è stato fatto eseguire a professionisti archivisti formati e con anche una già notevole esperienza, e quindi non si è ritenuto di fare come molti fanno, cioè il fai da te, no? E questo vuol dire che spesso gli archivi degli enti, soprattutto situazioni piccole come potrebbero essere questa, vengono diciamo le carte di questi enti vengono riorganizzate in maniera molto soggettiva, cioè molto visto solo dall'interno, no, dell'associazione, e non si tiene conto invece dei criteri archivistici che la scienza archivistica di tradizione italiana molto illustre ci fornisce, e ci dà un approccio, una lettura dell'archivio non soggettiva e che tiene conto proprio diciamo, della produzione, della storia dell'istituto, della storia dell'ente. Molto interessante è anche solo lo sfogliare l'indice struttura dell'archivio, perché questo lavoro fa emergere in modo prepotente proprio le 2 anime del centro studi, cioè quello di grande propulsore di studi, ricerche, progetti, alcuni realizzati, altri no, e anche quello parallela di casa editrice, che forse prende anche il sopravvento, direi, forse in buona parte. Partiamo da una definizione che avevo già presentato anche qui in un precedente incontro, cioè che cos'è un archivio. Questa è la definizione standard. Ok, benissimo. Allora, è una raccolta ordinata quindi se avete delle carte a casa disordinate non è propriamente un archivio. Di atti di un certo ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici, culturali, eccetera, eccetera, dell'ente. Quindi, a tutti gli effetti, ciò che incontrate nella sala accanto a questa è proprio questo,
cioè l'insieme di tutte le carte che riflettono da una parte l'attività amministrativa di questo ente, dall'altra l'attività culturale. L'archivio è diviso in due parti. Prima parte amministrazione, e voi vedete che si parte ovviamente dagli atti costitutivi, quindi per esempio copia di quello esposto nella prima vetrina qui fuori, che è una minuta proprio del primo incontro svolto. Ci sono gli statuti, le modifiche agli statuti, diversi certificati che il centro ha acquisito per svolgere la sua attività. C'è poi una grande parte, la più importante, che è quella dell'assemblea dei soci, perché ci sono tutti i verbali, oltre alle convocazioni, in originale, a volte anche le minute, e quindi qui se uno volesse ripercorrere la storia del centro si parte dai verbali, perché i verbali, come dire, restituiscono ogni decisione, ogni attività svolta e ogni cosa fatta. Ci sono elezioni, le nomine e così via. Lo schema riprende quello che è la struttura degli organi sociali, non può essere altrimenti, quindi dall'assemblea si passa al consiglio direttivo, alla consulta, all'interno c'è sempre corrispondenza o verbali degli incontri, dipende che cosa facevano e cosa è rimasto, collegio dei revisori dei conti, poi c'è la serie dei presidenti e dei vicepresidenti, la parte di segreteria, anche questa bella corposa, le circolari, è un altro strumento per ripercorrere minuto per minuto, passo passo, la storia del centro culturale. C'è una parte singolare che io non avevo mai trovato da nessun'altra parte, l'ho chiamata per ora Ricordini in memoria di, sono gli annunci funebri, ma voi direte perché? Perché a volte, soprattutto per le realtà contemporanee, sembra banale, ma è difficile sapere quando è nato e quando è morto uno che fino a ieri voi conoscevate, era lì in attività, perché non sempre si rintracciano queste informazioni. Non essendo ancora dei personaggi da manuali o da enciclopedia, è fondamentale avere questi riferimenti. Alcuni sono molto significativi perché c'è quello di Riccardo Gualino, questa mattina ho visto quello di Giovanni Agnelli, carinissimo, che giocava con l'Aschi. Ce ne sono, poi ci sono tantissimi, sono dei soci, dei consiglieri, dei collaboratori, quindi anche qui è un modo, sono piccoli tasselli che aiutano a ricostruire la storia del centro studi. La seconda parte, che è quella più corposa, dove è quella delle attività, perché a fronte di questa organizzazione di cui vi ho detto fino adesso, che è un po' il dietro le quinte, lo spettacolo arriva ora. Ci sono le opere, le pubblicazioni, di tutte c'è la minuta, la bozza, la corrispondenza relativa, e poi ci sono le collane. Qui per la prima volta avete la descrizione delle collane in ordine di apparizione. Le date che vedete accanto a ogni titolo sono i due estremi cronologici, cioè quella serie o sottoserie inizia da quell'anno e arriva fino a quell'anno. Tante collane oramai sono chiuse, alcune erano iniziate, hanno avuto una nuova serie e la trovate subito a seguire, e tra le varie alcune sono ancora aperte, si arriva fino all'oggi, penso all'epistolario di Massimo D'Azeglio. Poi corsi di lingua in piemontese, e questa è veramente un'attività, qui sono centinaia di fascicoli, perché sono tutti corsi fatti praticamente in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte, ma non solo, dalla metà degli anni 90 all'incirca, dal 95 fino al 2012. Ho schedato tutte le singole dispense di ogni corso, che sono interessanti per chi si diletta di lingua piemontese, perché alcune sono molto tecniche, parlano proprio di letteratura, di poesia, di alcune correnti, alcuni autori, altre sono impostate più come corsi di grammatica per chi, come me, magari non sa il piemontese e vorrebbe iniziare. E poi progetti Massimo D'Azeglio, qui era Cornice Sabauda di cui dicevo prima, che abbiamo voluto far emergere. E poi l'ultima sottoserie, qui corrispondenze e pratiche diverse, qui invece trovate tutto il resto, è tutto in ordine cronologico, e quindi se un domani vorrete venire qua e sapere quando e come si è svolta la mostra col ferro e col fuoco,
se avete quantomeno l'idea in che anno è avvenuta, la trovate. Se non ce l'avete, basterà digitare su questo favoloso PDF col ferro e col fuoco e vi rimanda subito agli N fascicoli che trattano quel tema, perché ho cercato sempre nei titoli di esplicitare al meglio il più possibile quello che era il contenuto. Certo che non sempre riesce, perché non tutti noi chiamiamo le cose allo stesso modo, però ci abbiamo provato. Ci sono poi una serie, questa è anche interessante, comunicati stampa e rassegne stampa, perché è una rassegna, devo dire, molto nutrita, che parte di fatto dagli anni 70 sino all'altro ieri, e documenta tutto ciò che si è fatto in Piemonte a livello culturale, non solo legato al centro studi, ma in generale, quindi qualsiasi evento culturale che si è promosso in questa regione. Bene, una cosa divertente di questo archivio: essendo un ente vivo e attivo, il sistema di classificazione e la numerazione data è cosiddetto a corda aperta, cioè rinizia da 1 a ogni livello, perché dà la possibilità poi di inserire nel mezzo. Quindi se andate di là e vedete una serie di faldoni che si chiamano 11116, l'archivista non è di scalculo, l'archivista ha dovuto far così, perché se no un domani non si riesce a inserire lì il faldone 2, perché se no avrei dovuto ogni volta rinumerare tutto e rietichettare tutto, e anche no. Alcuni numeri, questi piacciono sempre. Che cosa si può scoprire da questo archivio? La prima cosa più banale che ho voluto calcolare, visto che di casa editrice si parla, è il numero delle pubblicazioni, degli autori. Allora, qui avete dal 69 a oggi, nel grafico, per anno quanti libri sono stati pubblicati. Vedete che nel 77 hanno battuto un po' la fiacca, però nel 2008 direi che hanno recuperato quanto fatto. Al di là delle battute, si vede chiaramente solo da questi conti come gli ultimi 20 anni segnino una progressione costante dell'attività. Più libri editi, più lavoro, più progetti. Quindi c'è stato, come dire, non so da cosa sia determinato onestamente, però evidentemente un'organizzazione che cresce, che nel tempo diventa sempre più brava, sempre più efficiente, e che da 20 anni a questa parte riesce a mantenere un trend importante, perché il centro studi di fatto pubblica un libro al mese, che non mi sembra poco onestamente. Adesso il calcolo esatto è 11,95 volumi, però vuol dire un volume all'anno, il che vuol dire un volume al mese. I titoli editi sono 477 sino a oggi, ma già domani so che cambierà, perché arriverà il nuovo volume dell'Epistolario del D'Azeglio o quant'altro. Parlo di titoli, poi bisogna calcolare, se calcolate i volumi, perché ci sono opere in più volumi, arriviamo a 598. Gli autori coinvolti per quanto riguarda i libri sono oltre 370. Per quanto riguarda la rivista sono esattamente 985. La possibilità di conservare intorno ai 75 metri lineari di carta, cioè la scaffalatura che vedete attorno a voi. Io ne ho occupati più o meno una quarantina, arrivando fino là, vedete c'è ancora del margine. Dietro i signori lì ci sono invece i fondi a sé stanti, tutte le donazioni. 2 anni fa avevamo incominciato a sistemare, abbiamo sistemato un fondo che è quello di Arrigo Frusta, anche questo molto interessante per chi si occupa di storia del cinema e del teatro, proprio il cinema delle origini, il cinema muto. Loro avranno a disposizione un file PDF e anche una copia cartacea che piace tanto all'archivista. Questa è la bozza dell'inventario, saranno più o meno 500 pagine, dove sezione per sezione, banalmente, prima si legge l'introduzione perché così vi aiuta a orientarvi, si guarda lo schema, e poi per esempio le pagine saranno tutte così, dove avrete numero di faldone, numero di fascicolo e che cos'è, con la descrizione di che cos'è. All'atto pratico questo inventario vi rimanderà al faldone di riferimento, dove avrete queste super etichette brevetto Albina Malerba, quindi più originali di così. All'interno troverete queste cartelline bianche di carta non acida con la loro bella etichetta e tutto,
e poi si apre e teoricamente dovrebbe esserci quello che c'è scritto. Vediamo un po'. Questa è una minuta, per esempio, del verbale di costituzione del centro studi. Questo è l'atto più vecchiotto che abbiamo trovato. Anch'ei, 11 giugno del 1969, a 9 ore a Zeira, sono riunite in casa Monsignor Gandolfo in via Donati 27 a Turin e sottosegnà Gandolfo professor Lorenzo, che agisse a suo nome e per delegazione ad bono ingegner Gaudenzio, Gribaudi professor Dino, Fulcheri ingegner Giuseppe, Clivio professor Gianrenzo, Clivio professor Amedeo, Brero Camillo, anche per delegazione a Nicola, ragionier Alfredo ed Mutura Armando, Pic dottor Vincenzo, Buratti dottor Gustavo, Calleri Iaco. Anarciamanze alla buona tradizione piemontesa, con cœur sincero e franca volontà, ha costituito la Cada Studi Piemontese, Centro Studi Piemontesi, e da galantom a Suzzigno.